Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, la più cordiale buonasera. Siete collegati in diretta con lo Stadio Friuli di Udine, dove si è appena conclusa la sfida tra Udinese e Milan, che ha vinto e ha visto la formazione friulana vincere per 3-1. Veramente una bella partita, finalmente abbiamo rivisto insomma quell'Udinese dei bei tempi. Cara Udinese, viene da dire insomma, finalmente la bella coppia è tornata sul campo dopo settimane di attacchi di bile da parte di tifosi e simpatizzanti. I friulani regolano con dovizia il Milan, portandosi a casa 3 punti d'oro meritatamente. Colpo d'occhio dalle grandi occasioni, con lo Stadio Friuli gremito in ogni ordine di posto. Tifo a metà come sempre quando arrivano le grandi da queste parti. Pronti e via Udinese col coltello tra i denti a pressare il Milan, e al nono passa meritatamente in vantaggio con Capitan Pereira, che dal limite infila la mattonella alla destra di Magnan. Occasione per i rossoneri al 12°, punizione di Ibrahimovic ai 20 metri, ma palla in tribuna. La gara fila stancamente fino agli ultimi 2 minuti, quando l'arbitro Doveri, con la collaborazione degli assistenti al VAR, prende fischi per fiaschi. Rigore dubbio concesso al Milan. Ibrahimovic va sul dischetto, calcio da fermo piazzato a sinistra, ma Silvestri intuisce e para. L'azione prosegue, passa un giro di lancetta d'orologio e Doveri richiama tutti. La parata non so da fare, si deve ripetere il tiro dagli 11 metri. Parapiglia generale con Sottil, che raggiunge anzitempo gli spogliatoi dopo aver rivolto un non complimento al direttore di gara. Questa volta Ibrahimovic la mette dentro per il pareggio. Il tabellone segna il minuto 49 della prima frazione di gioco. Quando tutti danno per scontato che si va negli spogliatoi con il pareggio, la Deo palla cala l'asso. Mancano pochi secondi, Pereira dal fondo la mette in mezzo e Becao trova il varco giusto per riportare l'Udinese in vantaggio. Nella ripresa ci si aspetta la reazione del Milan, ma questa non solo non avviene, ma c'è da capire come i rossoneri siano arrivati ai quarti di Champions. Sta di fatto che la terza rete è nell'aria e con una giocata sopraffina gli avanti friulani scambiano la difesa del Milan per una morbida moquette, infilando Magnan per la giusta conclusione. Da qui alla fine normale accademia. Non resta che dire, bentornata Udinese. Dallo Stadio Friuli è tutto, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.